Bloccati in tutta Italia i rincari dei pedaggi autostradali. Gli aumenti tariffari che sarebbero dovuti scattare con l'inizio del nuovo anno sono stati congelati fino a giugno sul 90% della rete. Restano invariati i costi in tutti i caselli del tratto di A4 gestito da Autovie Venete, da Venezia a Trieste, nonostante la richiesta di un aumento dell'1,48% presentata dalla società al ministro dei trasporti Danilo Toninelli, che l'ha rispedita al mittente. Tra i pochi percorsi che vedranno aumentare il prezzo del biglietto ai caselli ci sono però quelli gestiti da CAV. L'A4 da Padova Est al passante compreso e il tratto a pagamento dell'A57 fino alla barriera di Mestre hanno subito dal 1 gennaio il solito fastidioso adeguamento, in questo caso di circa il 2%. Da Mestre a Padova Est si pagheranno quindi 2,80 euro invece di 2,70, da Padova Est a Preganziol 4,10 euro invece di 4. Cifre previste da tempo, spiega il governatore Luca Zaia, per ammortizzare il costo di realizzazione del passante inaugurato nel 2009. Ricordo che ci sono volute risorse per realizzare quell'infrastruttura, la stiamo pagando e tutti gli utili che da CAV, a differenza degli utili delle altre autostrade, vengono reinvestiti in Veneto, quindi non è una perdita. Purtroppo funziona così, che le opere vanno pagate e poi ovviamente gli utili, CAV sta iniziando a fare utili, vanno poi reinvestiti nel territorio.